buona gara, anche se all'inizio eravamo un po' bassi come squadra. Abbiamo incontrato secondo me una squadra attrezzata, ben organizzata per messa in campo, che ci ha concesso poco all'inizio perché si abbassavano con una linea FIFA 5, quindi abbiamo cercato di creare sempre sulla numerica, soprattutto il primo tempo da me e Mancino, a tratti ci siamo riusciti, siamo andati spesso al cross. Purtroppo la palla oggi voleva entrare, l'arbitro secondo me ha interrotto spesso il gioco, secondo me troppo spesso, quindi una squadra anche esperta come la loro si è portata a casa il punto, però penso che la Casertana ha fatto un'ottima gara, anche il secondo tempo non gli abbiamo concesso niente a parte un'azione da fermo, però abbiamo fatto un buon possesso palla. Sicuramente la squadra ha fatto una grandissima gara, secondo me. Il primo tempo eravamo un po' bassi, un po' timorosi secondo me, invece il secondo tempo siamo riusciti a prendere e abbiamo creato diverse palle gol. Sabato c'è l'Arzanese, è pericoloso oppure? Guarda, le partite sono tutte pericolose in questo campionato. Si vedono i risultati anche di oggi, ogni domenica è una battaglia, l'ho visto anche oggi, specialmente quando qua si mettono contro il Real Madrid, mettono tutti dietro, quindi è casino. Domenica affrontiamo una squadra che abbiamo tutto da perdere domenica, quindi sono le partite secondo me più difficili da affrontare perché consciamente affrontare una squadra ultima in classifica, invece ci sono sempre delle sfide pericolosissime, quindi da martedì iniziamo, abbiamo un giorno in meno di recupero, quindi a questo punto va anche bene perché comunque abbiamo affrontato una squadra importante secondo me e continua la striscia positiva della Casertana, questa è la cosa più importante. Va bene, Rush League.